Combattenti di terra, di mare, dell'aria. Ecco il re d'Italia! Viva il re! Molti uomini non hanno più le scarpe, ma pezzi di coperta, paglia e... Che sei ammazzino, che sta? In una violenta esplosione ha fatto crollare parte della stazione centrale di Bologna. Nei sogni di Clara e di Tino c'era sempre una piccola macchina color latte con la quale partire. Dica ai responsabili, convertitevi. Una volta verrà il giudizio di Dio. Se avete il coraggio di cambiare, non Ecco, passaggio, Rivera, rete, Rivera, ancora 4-3. Un magistrato ottocentesco definiva la mafia il rimedio omeopatico alla criminalità. I mafiosi sono dei criminali, i quali sono chiamati da qualcuno a mantenere l'ordine nelle aziende, quindi la custodia, a mantenere l'ordine nella relazione tra le aziende e il territorio, quindi ad esempio il subappalto edilizio, a mantenere l'ordine nella politica, quindi ad esempio il controllo dei voti, a mantenere l'ordine in settori affaristici importanti, ma che non possono essere regolati dalla legge, ad esempio nel contrabbando. La mafia è anche un'organizzazione segreta fino a un certo punto, perché i suoi utenti devono sapere a chi rivolgersi. Clandestina fino a un certo punto, perché in ogni momento della loro attività i mafiosi entrano in relazione con persone che possiamo definire, seppure ironicamente, per bene. Cioè quelli che chiedono i loro servizi, che spesso sono uomini politici, uomini d'affari, uomini delle istituzioni. Dunque un'organizzazione criminale, ma anche una struttura di potere. Un organismo occulto ma ben radicato sul territorio, con le sue regole, le sue gerarchie, la sua cultura, la sua economia. Quasi uno Stato nello Stato, anzi un antistato che serve e si serve di uomini delle istituzioni. Un vero e proprio contropotere feroce e implacabile. Questo e molto altro è la mafia. In alcuni periodi della nostra storia recente, in particolare dai primi anni '80 alle stragi del biennio 92-93, la mafia è sembrata un'entità talmente potente e radicata da apparire invincibile. E invece invincibile non lo è affatto. Lo dimostra il lavoro svolto da magistrati, poliziotti, carabinieri, che hanno combattuto Cosa Nostra con gli strumenti della legge. Hanno indagato, raccolto prove e processato boss, gregari, killer e colletti bianchi. E hanno vinto. È la storia del maxi processo. 10 febbraio 1986. Ha inizio a Palermo il più imponente processo alla mafia mai celebrato. Per tutti, da subito, è il maxi processo. Grazie al lavoro e alle indagini del pool, i cui simboli sono Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, vengono portate alla sbarra, accusate di mafia, 475 persone. Le rivelazioni del pentito Tommaso Buscetta consentono di svelare l'esistenza della cosiddetta cupola, il segretissimo vertice decisionale di Cosa Nostra. Per il numero degli imputati è stato necessario fabbricare un edificio apposito per celebrare le udienze. È l'aula bunker, costruita accanto al carcere del Lucciardone. È stata realizzata in 6 mesi. Quello è un monumento che casualmente ho ospitato a Palermo, ma è un monito per l'intero paese.
perché dimostra che quando lo Stato vuole le cose le fa presto e bene. Gli imputati possono essere trasferiti dalle celle all'aula nella massima sicurezza. Migliaia di poliziotti e carabinieri sono trasferiti temporaneamente a Palermo per assicurare l'ordine pubblico. La Corte è costituita da un numero doppio di membri, perché si teme che qualcuno possa essere ucciso durante il processo. Presidente della Corte, Alfonso Giordano. Un giudice fino ad allora quasi sconosciuto, che d'improvviso è sotto gli occhi di tutti, anche di quelli della mafia. In 22 mesi di udienze succederà di tutto. Ciò nonostante, alla fine, la Corte darà ragione in modo inequivocabile alla linea investigativa di Falcone e Borsellino. Il maxi processo porta una straordinaria svolta nella lotta alla mafia. Viene condannata la mafia in quanto tale, perché ci si basa sulla legge Rognoni-La Torre, per cui la mafia per la prima volta è un reato in quanto tale, l'associazione mafiosa. Ma soprattutto vengono condannati i capi e gregari della mafia a pesantissime pene, che sono sempre state confermate in tutte le successive udienze, in quanto militanti di un'organizzazione mafiosa e responsabili o corresponsabili dei delitti da essa commessi. Il maxi processo alla mafia si conclude il 16 dicembre 1987 con la sentenza della Corte d'Assise. 19 ergastoli a tutti i componenti della cupola, 2.665 anni di carcere complessivi ad altri 339 imputati. 5 anni più tardi, la Cassazione confermerà sostanzialmente la sentenza del maxi processo, convalidando in modo definitivo il risultato delle indagini di Falcone e Borsellino. I condannati al maxi processo in gran parte erano a piede libero perché erano latitanti, ma poi alla fine moltissimi di questi sono finiti in galera e ci stanno ancora. Dunque, rispetto a quello che si dice comunemente, ignorare che col maxi processo lo Stato italiano ha ottenuto di gran lunga il massimo risultato, ha ottenuto una vittoria straordinariamente importante su questo fronte, è ignorare la nostra storia. Riconoscere il successo del maxi processo, dunque, per non ignorare la nostra storia. E per raccontarla meglio è necessario fare prima un passo indietro e raccontare un omicidio di molti anni fa. Siamo alla fine dell'Ottocento. Emanuele Notarbartolo, un ex garibaldino, è stato sindaco di Palermo e direttore generale del Banco di Sicilia e si è battuto contro un gruppo di politici e di affaristi che hanno utilizzato i soldi del banco per operazioni illecite. Il banco deve essere al servizio delle forze economiche sane della Sicilia e non di gente che non è stata mai industriale, commerciante, agricoltore e che progetta imprese soltanto per intascare somme che poi sciupa per scopi personali o utilizza in modi diversi da quelli per i quali ha ottenuto mutui e prestiti. Era considerato un amministratore molto rigido. In un periodo di scandali bancari negli anni 90 dell'Ottocento cominciò a essere informato dalle persone fedeli all'interno dell'istituto che c'erano delle malversazioni sul patrimonio del banco. Tra i firmatari delle cambiali in sofferenza risultano portinai, barcaioli, cocchieri, minorenni, non inventati, cambiali fasulle, cambiali di comodo. Non tutte. Alcune sono di gente che ha fatto dei favori, sa, specialmente durante le elezioni, e come contropartita ha ricevuto i soldi del banco. Somme che sarà impossibile recuperare perché persone nullatenenti. Alcune però sono avvallate da consiglieri del banco. Avvalli, caro Ramacca, che costituiscono il 65% dell'immobilizzo. Una cosa scandalosa per degli amministratori del banco. Notarbartolo fa capire che farà polizia. Il 26 ottobre 1893. Emanuele Notarbartolo viene ucciso con 27 coltellate da 2 sicari legati alla mafia. La causa del delitto si deve cercare nella condotta rigida e onesta di mio padre. Come
sindaco di Palermo e come direttore generale del Banco di Sicilia. E tra i suoi oppositori che ci sono i colpevoli. E uno di questi è l'onorevole Palezzoli, che io accuso di essere il mandante dell'assassinio di mio padre. Il Notar Bartolo è il primo cadavere eccellente, perché per la prima volta forse gli interessi mafiosi entrano in contatto con gli interessi della grande finanza nazionale. Finanza italiana e internazionale alleate con un obiettivo comune. Quello di Notar Bartolo è un omicidio che già alla fine dell'Ottocento, siamo nel febbraio del 1893, dimostra come la mafia sia un'organizzazione tutt'altro che arcaica, ma moderna, in grado di stare al passo con i tempi. E in quei tempi difficilmente la mafia veniva combattuta con strumenti idonei. Durante il periodo giolittiano il tasso aumenta la violenza delle cosche mafiose di pari passo all'intensificazione dei rapporti tra la mafia e le istituzioni. Per la prima vera operazione antimafia su larga scala occorre attendere il fascismo. Il 23 ottobre del 25 Mussolini nomina Cesare Mori prefetto di Palermo con poteri speciali. La repressione fascista della mafia fu usata dal regime fascista come un grande strumento propagandistico e di autolegittimazione. Solo un regime autoritario, sostennero i fascisti, poteva demolire un malcostume come quello mafioso. L'obiettivo di Mori è chiaro: combattere la mafia con ogni mezzo, a costo di sembrare più mafioso dei mafiosi. Paesi sotto assedio, punizioni esemplari, esercito a controllo delle lupare. I metodi impiegati arrivano perfino a prendere in ostaggio donne e bambini per raggiungere lo scopo. Boss come Don Calò Vizzini sono costretti alla latitanza. Pugno duro e trattative intransigenti, tanto da sollevare l'ipotesi che Cesare Mori, per combattere la mafia, si allea con una parte della mafia. Quel che è certo comunque è che le camionette dell'esercito pattugliano paesi, verificano case e abitazioni, controllano gli abitanti uomo ad uomo. È vero che l'operazione Mori è di grande importanza anche perché effettivamente investì un po' tutti i gruppi mafiosi. 2 anni dopo in carcere si contano 11.000 persone, tra boss, gregari e uomini comuni, di cui 5.000 nella sola provincia di Palermo. Mussolini e il suo braccio armato riscuotono un successo di cui si parla in tutto il mondo. Il Times scrive: la mafia è morta, è nata una nuova Sicilia. Risultati importanti dunque, ma non duraturi. I processi non avranno la stessa efficacia dell'opera del prefetto Mori e molti mafiosi torneranno liberi. Altri andranno al confino e verranno liberati insieme a molti detenuti politici dopo la fine del regime. E proprio nel periodo dello sbarco degli anglo-americani e del governo alleato dell'isola, i mafiosi si riorganizzano e conquistano spesso posizioni di potere in gran parte della Sicilia occidentale. In particolare nel Trapanese, nell'Agrigentino, a Palermo e nei paesi vicini. Corleone, come tutti i paesi dell'interno della Sicilia, esce dalla guerra con un'estrema povertà. L'unica risorsa, l'unica ricchezza è la terra. La terra che è in mano a pochissime persone. Ci sono ancora i feudi che sono in mano ai baroni, ai nobili, ai possidenti. Sono ancora i feudi che sono stati acquistati ai tempi di Garibaldi. E quindi c'è una ricchezza che è in mano a una decina di persone. Sono quelli che fanno il bello e il cattivo tempo a Corleone, ma non lo fanno direttamente loro. Loro hanno bisogno di chi organizzi sia il lavoro in campagna, ma hanno bisogno soprattutto di chi controlli queste proprietà. Questi sono i campieri. Sono i campieri che, facendo finta di fare gli interessi del padrone, in realtà fanno il proprio interesse, perché riescono in questo modo a gestire uomini, riescono in questo modo ad arricchirsi fino a rubare completamente la terra ai padroni. Il primo nome che emerse in mezzo a delitti quotidiani fu quello di Luciano Liggio, giovanissimo campiere dei feudi, capostipiti dei corleonesi, padre spirituale di Riina. Ottobre 1949. Il capitano dei carabinieri Carlo Alberto Dalla Chiesa scrive un rapporto sulla mafia di Corleone, sui primi traffici di droga con gli Stati Uniti
e sull'influenza dei corleonesi di Luciano Liggio nell'indirizzare i voti durante le elezioni, prima verso i liberali, poi verso la Democrazia Cristiana. La rappresentazione primitivistica della mafia è sempre fuorviante. La mafia non è un'associazione di pecorai, è un'associazione interclassista in cui ci sono i buoni borghesi, ci sono anche quelli di origine popolare che però in genere non sono totalmente illetterati e totalmente rozzi. Ha una sua cultura che collettivamente si riproduce, ha le sue mitologie, ha le sue citazioni letterarie preferite. I corleonesi sono, anche se dai palermitani venivano guardati un po' dall'alto in basso e li chiamavano i villani, cioè i villani, i contadini, alla fine sono un gruppo strutturato che poi fa le sue fortune soprattutto a Palermo. La banda di Luciano Liggio si appropriava delle terre, uccideva sindacalisti, controllava l'acqua, rubava animali, gestiva il mercato della carne di Palermo. Aveva buoni rapporti con le truppe americane e con mafiosi ritornati dagli USA. Quando nel 1958 Liggio uccise il vecchio capomafia, Michele Navarra, non lo fece con l'usuale lupara, ma con centinaia di colpi di mitra, alla maniera dei gangster americani. Luciano Liggio stava in un luogo di grande tradizione mafiosa e quindi lì riuscì a occultare bene le sue attività criminali e a diventare fin da giovane l'esponente di quella che viene detta una nuova mafia. Lo arrestarono infine nel 1964. Era a Corleone, il suo commento beffardo: quale onore vedere tante autorità attorno a me. Ma non restò a lungo in carcere. Affetto da tubercolosi ossea, trasferito in ospedali e cliniche da cui facilmente scappava. La sua vicenda arrivò molte volte in Parlamento, in decine di sedute infuocate, in cui la sinistra accusava magistratura e ministro degli interni di proteggere la latitanza del bandito. 11 giugno 1969. Tutti assolti, compresi Luciano Liggio e Totò Riina, nel processo di Bari per gli omicidi compiuti a Corleone tra il 58 e il 63. Luciano Liggio non era affatto il rozzo pecoraro che si vuole dire. Luciano Liggio era definito dai suoi seguaci accoliti il professore, perché parlava correttamente in italiano e lo si trovava e lo si può sentire anche in diverse interviste citare dottamente intellettuali dell'Ottocento. Ma lei di qualche peccatuzzo si riconosce colpevole? Ma io non ho mai detto di essere un santo e sarebbe assurdo pensare che sia un santo. Non sono un santo. E se un altro tenta di pestarmi i piedi non mi piace. E se posso... E quando se ne ha male che cosa fa? Niente, non mi piace, gli dico di smetterla, che non l'accetto questo discorso. E se non smette? E se non smette gli pisto il suo, è normale. O che dice facciamo fatta, lei che fa? Quello che dice Gesù Cristo, se uno gli dà lo schiaffo ci mette la guancia così. E a guancia dove, non sei io se dovevi dare la guancia sempre a ognuno che muore dare lo schiaffo. Quanto guancia dovevi avere per tutti questi molluschi che credono di diventare uomini accanendosi su di me. Perché la maggioranza di questi che si accanisce su di me sono l'ultimo anello fangoso della società. Molluschi, chi è pederasta, chi è licenziato della moglie, chi è... Allora credono di diventare duri, diventare uomini scagliandosi sul legge, ma è possibile. 5 maggio 1971. Per la prima volta la mafia colpisce un uomo delle istituzioni. Il procuratore di Palermo, Pietro Scaglione, viene assassinato insieme al suo autista Antonio Lorusso. E sono proprio Luciano Liggio e Totò Riina, gli assassini del procuratore Scaglione. Il primo di una lunga serie di omicidi, ma anche il prologo di una strategia nuova, quella dei corleonesi appunto, con i due obiettivi: prendere il potere dentro Cosa Nostra, eliminando i concorrenti delle cosche palermitane, e alzare il tiro contro gli uomini dello Stato che cercano di fermare la loro corsa. L'ultima indagine riguardava proprio la cosca di Altofonte. Il comandante della compagnia dei carabinieri di Monreale, capitano Emanuele Basile, è stato ucciso questa notte all'1:40, mentre nella cittadina normanna... Un nuovo inquietante anello si è aggiunto alla lunga catena di delitti che insanguinano l'Italia.
tempo passa, più mi capita di ricordare quegli anni, più mi rendo conto di che cos'era, cosa sono stati quegli anni. Un killer in camicia bianca, piuttosto giovane, così è stato descritto. 21 luglio 1979. Il capo della squadra mobile di Palermo, Boris Giuliano, viene assassinato. Quindi fatalmente indifeso. 25 settembre 1979. La mafia uccide il magistrato Cesare Terranova e il suo autista Lenin Mancuso. 6 gennaio 1980. Muore in un agguato il presidente della regione Sicilia, Piersanti Mattarella. 6 agosto 1980. Il procuratore di Palermo Gaetano Costa viene assassinato. Erano anni in cui la mafia, per un verso, colpiva direttamente le istituzioni uccidendo quei servitori dello Stato che con la loro opera risultavano fastidiosi per gli interessi mafiosi. E poi nell'81, il 23 aprile, proprio c'è una data precisa, scoppiò la famosa guerra di mafia. Alle 11 avevano ucciso in via Brunelleschi Bontade, che stava per salire su un'autovettura blindata ed era latitante. Quell'omicidio fu una delle prime avvisaglie della seconda grande guerra di mafia, che vedeva i corleonesi che salivano al potere e che cominciavano ad eliminare uno alla volta tutti i rappresentanti delle famiglie mafiose palermitane. Durante questa mattanza, a tutti gli effetti era una mattanza, io ricordo per esempio in 24 ore anche 6 omicidi in 6 posti diversi della città, c'è una cosa che a ricordarla, malgrado siano passati quasi 30 anni, fa sempre una grande impressione, ma noi ci vivevamo in mezzo in quella realtà. I giornali facevano la conta dei morti, il giornale L'Ora faceva una prima pagina per ogni morto e ci metteva il numero dei morti. Forse insomma non abbiamo chiaro quello. La guerra di mafia ha fatto più di 1000 morti e più di altrettanti scomparsi. Oltre a questo, la mafia continuava la sua strategia di attacco allo Stato, per cui per esempio nell'82 ad aprile venne ucciso l'onorevole Pio La Torre. 30 aprile 1982. Il segretario del Partito Comunista Italiano Siciliano Pio La Torre viene assassinato dai sicari di Cosa Nostra. Nell'agguato muore anche il suo autista Rosario Di Salvo. La morte di Pio La Torre è uno shock per l'Italia intera. Per Palermo in particolare significa perdere un uomo che ha dedicato la sua vita alla lotta alla mafia. Concentrare la nostra attenzione sull'illecito arricchimento, perché la mafia ha come fine appunto l'illecito arricchimento. Allora è lì che dobbiamo mettere il riflettore. Ma per una volta la reazione dello Stato non si fa attendere. Quello stesso 30 aprile 1982, il ministro degli interni Virginio Rognoni invia a Palermo Carlo Alberto Dalla Chiesa. È il generale che ha sconfitto le Brigate Rosse e che già in un'altra occasione ha operato con successo in Sicilia contro la mafia. Il prefetto Dalla Chiesa arriva a Palermo la sera stessa dell'omicidio di Pio La Torre. Per dare la misura di quel clima, basti dire che il giornale L'Ora, che appoggiava mio padre, pubblicò lettere di cittadini di questo tenore. Il generale Dalla Chiesa può diventare una sciagura per Palermo. Se si mette a fare il super poliziotto contro i trafficanti di droga, finisce che rovina questa città. Si immagini tutti quelli che oggi campano con i proventi della droga buttati sul mercato dei disoccupati. Metterebbero a sacco le nostre case, non potremmo più uscire la sera. Ci scipperebbero, scassinerebbero negozi, ville, uffici. Non ci sarebbe più pace, mi creda. I ristoranti non sarebbero più sicuri. Le nostre mogli non potrebbero più uscire in pelliccia. No, deve stare attento a quello che fa questo generale piemontese. E prima ancora che mio padre arrivasse a Palermo ebbe dei segnali. Ci fu un'intervista del sindaco Martellucci che, richiesto di un parere sull'arrivo del nuovo prefetto, rispose: siamo contenti che Dalla Chiesa arrivi a Palermo. D'altra parte... Non parlerei di mafia, ma di criminalità organizzata.
Tra i tanti morti ammazzati palermitani ci sono anche cadaveri eccellenti. Il procuratore Scaglione, il procuratore Costa, il capo della mobile Boris Giuliano, Cesare Terranova, Mattarella, Reina, Basile. Tutti testimoni di come in Sicilia i rappresentanti dello Stato siano già da tempo impegnati nella lotta alla delinquenza. E ricordo che mio padre lo prese come un avvertimento, questo lo ricordo perché me lo disse. Un vero e proprio avvertimento, così almeno dalla Chiesa aveva interpretato quell'intervista. Eppure in quei giorni il suo incarico a Palermo rappresenta la risposta più alta che lo Stato possa dare alla violenza mafiosa. Il generale che ha sconfitto le Brigate Rosse adesso sembra l'uomo giusto per combattere Cosa Nostra. Ma come spesso accade, all'incarico formale non fa immediatamente seguito l'assegnazione di quei poteri straordinari che il neoprefetto chiede per contrastare la mafia. E com'è nel suo carattere, dalla Chiesa dice quello che pensa e lo fa pubblicamente, in una clamorosa intervista a Giorgio Bocca. Da oggi la zona sarà presidiata a mano militari. Non spero certo di catturare gli assassini a un posto di blocco, ma la presenza dello Stato deve essere visibile. L'arroganza mafiosa deve cessare. Che arroganza, generale? A un giornalista, devo dirlo. Uccidono in pieno giorno, trasportano i cadaveri, li mutilano, ce li posano tra questura e regione, li bruciano alle 3 del pomeriggio in una strada centrale di Palermo. Io a quell'occasione mi resi conto in una maniera drammatica di quanto avesse ragione lui a dire che era solo. Andò così che io mi presentai a questa sede della prefettura, che era una villa. Alla porta c'erano 2 poliziotti, quali arrivai, mi fecero un gesto, come dire, in tribuna, come se non avessero bisogno di fare nessun controllo. Io salei su al primo piano, andai verso il suffitto, che c'era la porta aperta e non c'era nessuno. A un certo punto sento un rumore, vedo dalla chiesa che esce da una toilette, non c'era una toilette, e si abbottonava ancora i pantaloni e era solo, completamente solo, non c'era nessuno in tutta la prefettura. Poi durante l'intervista, che durò più di un'ora, non arrivò nessuna telefonata di nessuno, era veramente l'uomo destinato a morire. Alla lettura ebbi immediatamente il desiderio di chiamare dalla Chiesa e di chiedergli fino in fondo quali erano le ragioni di questa intervista, di questa sua inquietudine. Dimostrare che non era stato aiutato, che era stato lasciato solo, e quindi era un modo per dire: o mi date questo potere finalmente, o se no abbandono la lotta. E dalla Chiesa richiedeva un'attenzione particolare nei confronti del suo mandato, una considerazione anche esterna, visibile di questa considerazione. Se non ottiene l'investitura formale, che farà? Rinuncerà alla missione? Era chiaro che era un'intervista a ricatto. Vedremo a settembre. Sono venuto qui per dirigere la lotta alla mafia, non per discutere di competenze e di precedenze. Ma non mi faccia dire di più. Non chiedo leggi speciali, chiedo chiarezza. Purtroppo non bastò. Non bastò forse perché la decisione era già stata presa. Certamente quella intervista fu la sua condanna a morte, perché appunto è stato lui stesso che mi ha teorizzato questo fatto che quando la mafia sa che tu sei solo ti ammazza. Credo di aver capito la nuova regola del gioco. Si uccide il potente quando avviene questa combinazione fatale. È diventato troppo pericoloso, ma si può ucciderlo perché è isolato. 3 settembre 1982. Il prefetto di Palermo, Carlo Alberto Dalla Chiesa, sua moglie Emanuela Setti Carraro e l'autista Domenico Russo vengono uccisi in via Carini. Mentre a Roma si pensa sul da fare,
la città di Sagunto viene espugnata dai nemici. E questa volta non è Sagunto, ma Palermo. Qui muore la speranza dei palermitani onesti. È il celebre cartello appeso da qualcuno sul luogo dell'omicidio del generale Dalla Chiesa, della moglie e dell'agente della scorta. Quasi un epitafio per colui sul quale si erano concentrate tutte le aspettative per una reazione forte all'arroganza mafiosa. La lotta alla mafia subisce un colpo durissimo che impone una reazione straordinaria, diversa dal passato, a cominciare dagli strumenti legislativi a disposizione di chi combatte in prima linea. Subito dopo la strage di Via Carini il Parlamento approva la proposta di legge sottoscritta proprio da Pio La Torre e dall'allora Ministro dell'Interno Virginio Rognoni. La legge Rognoni della Torre entrò in vigore il 29 settembre 82 e aveva due caratteristiche fondamentali e molto utili. La prima, che introduceva per la prima volta in Italia, nel codice penale italiano, l'articolo 416 bis, che è l'associazione a delinquere di stampo mafioso. La Torre pose questo problema, che ci voleva una nuova legge che avesse il delitto di associazione mafiosa, perché allora ci furono alcune sentenze anche della Cassazione che non riconoscevano la mafia come delitto in sé. Per la prima volta l'associazione delinquere di stampo mafioso aveva una sua dignità autonoma di delitto, previsto dal codice penale italiano. Il secondo aspetto importante della legge Rognoni della Torre è che potenziò molto le misure di prevenzione, soprattutto quelle patrimoniali. Si lavorò insieme per mettere a punto questo testo. Lui cercava di convincerci, e ci convinse naturalmente, che il problema di fondo era togliere, lui diceva, i piccioli, i soldi, alla mafia. Attuando in maniera normativa, legislativa, la giusta considerazione per cui il mafioso qualche anno di galera in conto lo mette, insomma. Ma se tu lo becchi nel portafoglio, il danno è maggiore, perché lo becchi proprio nel suo, diciamo, core business. Il mafioso perché fa il mafioso? Per far soldi, non c'è una ragione ideologica, che so io. Quindi se tu proprio i soldi gli vai a levare è peggio della galera. Incidere sui patrimoni dei mafiosi e considerare l'associazione mafiosa un reato in quanto tale. Nuovi strumenti nelle mani di chi combatte la mafia, insomma. Ma non basta. Quello che serve è anche affinare le tecniche investigative e rendere più efficace il lavoro dei magistrati. Omicidi, estorsione, traffico di droga, ogni crimine ha la sua inchiesta, il suo fascicolo assegnato al singolo magistrato. I reati mafiosi appaiono slegati tra loro, ma spesso hanno una matrice comune. E proprio da questa considerazione nasce l'intuizione di Giovanni Falcone. Far fare ai magistrati un gioco di squadra, condividere il massimo delle informazioni, scambiarsi fascicoli, notizie, nomi, circostanze. Insomma, lavorare in pool. Per la lotta alla mafia è una svolta che si compie quando a Palermo arriva Antonino Caponetto, ma che era già cominciata prima sotto la guida di Rocco Chinnici. Rocco Chinnici, che condivise questa intuizione di Falcone, cominciò a selezionare alcuni giudici istruttori. Accanto a Falcone c'era Borsellino, poi Leonardo Guarnotta, Peppino Di Lello, che cominciavano una forma di cooperazione, di collaborazione, che era già abbastanza inedita. Scusi, dottore, il dovere di un magistrato è quello di... È quello di fare, di lavorare. Ogni mattina mio padre andava molto presto, arrivava al Palazzo di Giustizia, dopo le 9 arrivavano un po' tutti gli altri e c'era proprio il rito, passavano dalla stanza di mio padre un gruppetto, fra cui Paolo, fra cui Giovanni, Peppino Di Lello, Guarnotta e qualche altro, passavano a prelevare, fra virgolette, il capo e tutti si andavano a prendere il caffè al Palazzo di Giustizia, dove ormai li conoscevano i piccoli vizi di ciascuno, quindi sapevano già chi dovevano dare il caffè macchiato, chi lo doveva avere amaro, chi lo doveva avere dolce e così via. Quando sono approdato all'ufficio istruzione, proprio su richiesta di Chinnici, la prima persona alla quale mi rivolsi fu proprio Paolo Borsellino, al quale chiedevo in prestito i processi. Lui me li prestava la mattina, io me li leggevo i rapporti, mi leggevo gli atti istruttori e poi glieli ridavo la mattina dopo. Per me erano quasi delle dispense sulla lotta alla mafia. Si lavorava, ma perché si sapeva che si andava ad esplorare un mondo che sinora era sconosciuto
per noi in quella che era veramente la sua essenza. E emergeva molto, ma molto prepotentemente la personalità di due giudici istruttori. Falcone e Borsellino avevano insieme delle qualità che noi non avevamo. Grande intelligenza, grandissima memoria, grande capacità di lavoro. Sarebbe stato sciocco da parte nostra mettere in dubbio questa gerarchia, diciamo, di fatto, perché forse poi mettendola in dubbio potevamo essere sfidati a sostituirli e avremmo fallito miseramente, no? Non c'erano trionfalismi da parte loro, c'era una grande consapevolezza di quello che stavano facendo e si rendevano conto che era un fatto nuovo e quindi un fatto che sicuramente veniva guardato con curiosità non sempre benevola dall'esterno. E dall'esterno intendo per esterno non soltanto la città in generale, ma anche il palazzo, perché all'interno del palazzo non erano ben visti, non erano amati, devo dire, anzi spesso erano guardati con fastidio, qualche volta con preoccupazione, qualche altra volta semplicemente con superficialità. 29 luglio 1983. Un'autobomba esplode in via Pipitone Federico. Muoiono Rocco Chinnici, i carabinieri Mario Trapassi e Salvatore Bartolotta e Stefano Lisacchi, il portiere dello stabile dove abitava il magistrato. Non è facile accettare la morte di un padre, è una morte in quel modo. E non è facile per un figlio accettare il sacrificio del padre e accettare un sacrificio così terribile. Io ricordo il dolore di Paolo, lo stupore quasi davanti a questa morte terribile di Rocco Chinnici, che è il primo a morire con un attentato con un'autobomba. Conoscendo mio padre sono sicuro che avrà cercato di incoraggiarli, di sostenerli e di spingerli ad andare ancora avanti, anche senza di lui. Decidemmo che bisognava chiedere con vigore al Consiglio Superiore che colui che veniva a prendere il posto di Chinnici fosse una persona al di sopra di qualsiasi ragionevole sospetto, perché avevamo bisogno in quel momento di un'altra persona come Chinnici. La risposta del Consiglio Superiore fu eccellente. Il dottor Antonino Caponnetto, designato quale nuovo consigliere istruttore di Palermo. Caponnetto aveva il know-how, sapeva come si costituiva un pool e qui determinò un'accelerazione. Lui aveva la volontà di farlo funzionare sul serio e aveva il bagaglio, diciamo, tecnico per fare il tutto. Il pool antimafia nacque per superare una certa prassi esistente fra i giudici istruttori di allora, in cui ognuno indagava per i fatti suoi senza che vi fosse questo scambio continuo di conoscenze che permettesse di osservare il fenomeno nella sua globalità e nella sua totalità e avvalendosi dei vari apporti delle varie inchieste. Significava creare una visione certamente unitaria, leggere meglio quei singoli delitti. Perché? Perché ciascun delitto di mafia ha una peculiarità, sia esso un omicidio come un'estorsione, come un traffico di stupefacenti. È la concretizzazione criminale di una logica associativa. Quindi l'intuizione di Falcone è tutta lì. C'è una sorta di filo rosso che lega tutti questi delitti e quindi i colpevoli di questi delitti, perché tutti si muovono nell'ambito di una unica logica associativa. Falcone intuì, prima ancora che poi i collaboratori di giustizia ce lo confermassero, che la mafia aveva sostanzialmente una struttura piramidale, c'era una cabina di regia, un consiglio di amministrazione, quella poi apprenderemo poi che si chiama commissione o cupola, secondo le scuole di pensiero. Insomma, ora ci sono gli strumenti giusti, gli uomini giusti e sembra anche la volontà politica di combattere la mafia. Dentro Cosa Nostra intanto la resa dei conti tra corleonesi e vecchi padrini alle battute finali. Gli sconfitti sono più deboli e vulnerabili. 24 ottobre 1983. Tommaso Buscetta viene arrestato in Brasile. Estradato in Italia alcuni mesi dopo, comincerà a collaborare con la giustizia. Buscetta è quello che ha raccontato dal di dentro Cosa Nostra. Altri l'avevano fatto in passato.